Un buongiorno a tutti gli amici di Directa Sport, siamo in diretta dal Palamura di Porto Torres per raccontarvi la finale valida per il terzo e quarto posto nella partita che mette contro le due squadre che ieri sono uscite sconfitte dalle semifinali, GS di Porto Torres e Deco Amicaci Group Giulianova. Possiamo darvi già le scelte dei due coach, scelte classiche per coach Lamin Sané, quintetto solido formato dal numero 3 Mosler, numero 5 Bandura, con il 10 Filipski, con il 14 Pugioni, con il 20 Jimenez. Cambia qualcosa invece coach Andrea Corsi, il suo quintetto schiera con il numero 11 Minella, con il 12 Gariblo, con il 17 Shistov Kosarina, con il 20 Beatrice Ion e con il 32 Mena Perez. Ne approfitto anche per ringraziare il coach Carlo Di Giusto che ci accompagnerà anche oggi. Buongiorno coach. Buongiorno a tutti. Manca pochissimo all'inizio di questa partita, coach, in campionato 2 incontri, entrambi vinti da Giulianova, ma sappiamo che qua è un'altra storia. Sì, sicuramente fu una delle sorprese a inizio campionato la vittoria del Giulianova in casa di Porto Torres. Era sicuramente un periodo nel quale Porto Torres ancora doveva oliare alcuni meccanismi, molti giocatori nuovi, quindi io credo che oggi sarà un'altra partita e vediamo che Giulianova già inizia con un quintetto atipico, con parecchi panchinari, però questo non significa che non sarà una squadra equilibrata che può competere con Porto Torres. Ultimi convenevoli con i direttori di gara che sono Rambelli Stefano della sezione di Magnacavallo, Emanuele Palazzo da Roma e Angelo Muccella della sezione di Messina. Arbitreranno loro oggi questa finalina valida appunto, come già detto, per il terzo o quarto posto. Vedremo chi si aggiudicherà la medaglia di bronzo messa in palio a questa partita. È tutto pronto per la prima palla a 2 con Mena Perez che lotta per Giulianova e guadagna il primo possesso. Mena Perez, vediamo come organizza il primo attacco Giulianova, lo stesso Mena Perez dentro per Gariblo, centro pericolosissimo, l'ha fatto avere anche ieri coach, qua non va però. Sì, ha fatto un tiro diverso dal solito, che si ferma in aria e poi tira su quel braccio in maniera incredibile. Adesso ha tirato di fretta, forse non è il suo tiro. Tanto ci riprova Mosler con il terzo tentativo. Fallo e canestro coach. Sì, assolutamente, ha sbagliato i primi due tiri molto più facili come posizione, poi in mezzo a tre lunghe riuscì a trovare con un semigancio canestro e fallo. Fra Gariblo, Kosarina e Mena Perez è riuscito a destreggiarsi. Super Dominic Mosler. Dentro, chiude quindi il suo primo personalissimo gioco da 3 punti Mosler. Mena Perez attacca per Giulianova, porta sempre avanti, attacco il centro, c'è Beatrice Ion a far da blocco, dentro per Gariblo, primi 2 punti anche per Giulianova. Gariblo coach all'interno del pitturato è sempre pericoloso però. Assolutamente sì, poi Giulianova sta facendo una scelta, palla in mano a Mena che non la scarica e aspettano che Gariblo venga portato dentro da Minella e finora 2 volte è andato dentro, la prima sbagliando, la seconda realizzando. Qua Filipski non trova il ciuff con il canestro, allora prova a ripartire. La grande palla recuperata da Porto Torres, importantissimo offendere così. Un'apertura sbagliata di Gariblo su Mena ha permesso a fare pressione Porto Torres che ha recuperato un ottimo pallone e ha realizzato. Prova a ripartire Mena Perez, il punteggio è di 5-2 per i giocatori di Lamin Sané. Mena Perez! Ottimo Mena Perez, quando non ci sono soluzioni il coach ci pensa anche da lontano, non è magari un suo fondamentale perfetto, qua però è stato bravissimo. Sì, no, lui ha anche questo tipo di tiro, ha provato per vedere un attimino com'era la giornata e ha messo il primo tiro. Intanto Pugioni dentro da Mosler, poi spreca, anzi, Bandura, serve Mosler che spreca, non riesce a far suo questo pallone facendo ripartire Giulianova. Occhio ancora a Kosarina che
fa la stessa cosa di Moser, che ora ha una seconda opportunità per rifarsi. L'ultimo tocco è di un giocatore in maglia bianca, nella fattispecie della carrozzina di Minella, quindi rimessa affidata a Porto Torres con Oscar Jimenez pronto a battere. Chiede calma Mena Perez a Christoph Cosarina. 0 minuti per Minella e Cosarina ieri, coach. Sì, è molto giovane Cosarina, è un altro ragazzo polacco che sta crescendo insieme a Moser e gli altri 3 polacchi che fanno parte del Porto Torres per il futuro della nazionale. Infatti prima abbiamo visto che Filippischi gli ha rubato una palla con malizia proprio mentre si accingeva a tirare. Intanto prova Filipski a lanciare il contropiede di Moser. Moser sotto canestro, Dominic Moser sbaglia veramente raramente. Qua è perfetto. Quinto punto nella partita di Dominic Moser in poco più di 4 minuti. Allora ancora Mena Perez dall'altra parte per Giulianova, appena fuori dall'arco, servito Minella, difficile un tiro da quella posizione, la palla torna dalle parti di Perez che prende fallo di Filipski, coach. Sì, è uscito in maniera abbastanza aggressiva, un contatto un po' forte, l'arbitro ha fischiato giustamente, c'è una rimessa per il Giulianova. Primi falli, tutte e due le squadre segnano un fallo fatto. Mancano 6 minuti e 42 alla fine di questo primo parziale. Intanto il pallone, che poteva essere un tiro, finisce per essere un passaggio verso Gariblo. Gariblo fa 7-6, porta a -1 Giulianova. Intanto Filipski, fino in fondo Filipski ha subito fallo da Beatrice Ion, atleta della nazionale femminile, coach. Sì, una ragazza nata in Romania, da tanti anni in Italia, ha iniziato il suo percorso sportivo nel Santa Lucia e fino a una volta presa la cittadinanza è entrata in pianta stabile a far parte della nazionale italiana. Puggioni, vedremo quali saranno le scelte difensive di Giulianova. Qua Filipski va verso canestro, palla che tocca il primo ferro, rimbalzo è di Cosarina che riparte veloce servendo Mena Perez. Ancora Mena Perez, supera adesso, entra nel pitturato servendo Cosarina, 12 per concludere, la palla va fuori per Perez. Minella verso Cosarina, solo 6 secondi erano rimasti, il rimbalzo però è di Giulianova. Allora Gariblo, occhio ancora Gariblo, Filipski non fa fallo, fase un po' confusa, adesso bisogna vedere. Il fischio è a favore di Porto Torres, coach. È un'infrazione, con la palla in mano se si cade a terra e si tocca con la carrozzina è palla persa, è un'infrazione. Se invece si riesce anche toccando con l'altra mano senza cadere non è un'infrazione. Filipski attacca Porto Torres a contro Gariblo, va invece da Mosler, il pallone è dentro per Bandura, non si capiscono compagni della nazionale polacca. Prova a spiegarsi Mosler. Attacco un po' confuso qua di Porto Torres, il punteggio non si sblocca, 7-6. 5:36 da giocare, Mena Perez. Porta palla ancora per Giulianova. Il blocco di Cosarina, ancora Perez, non scarica, Perez può anche decidere di tirare, a 10 dalla fine, ancora Perez, vediamo se alla fine andrà a prendere questo tiro, sceglie di andare sotto canestro da Beatrice Ion e arriva il primo vantaggio Giulianova. Ottima Ion sotto canestro, coach. Ottimo taglio, appena ricevuto la palla, la prontezza di girarsi a canestro e mettere i primi 2 punti anche in una situazione non facile. Filipski attacca a Porto Torres, il pallone che transita dalle parti di Bandura e la sua mattonella. Sono le sue scelte di tiro, si cerca sempre una situazione di mix match, quindi va a cercare un giocatore più basso per potergli tirare sopra senza essere disturbato. Fondamentale nella quale Christoph Bandura è perfetto. Intanto ancora Cosarina, gioca bene, benissimo all'interno del pitturato Giulianova. 10-9, partita punto a punto. Questi primi 5 minuti e mezzo di gara. Con Puggioni, con la palla fra le mani, Puggioni verso Filipski, aggancia Filipski, sceglie di tornare da Luca Puggioni.
dall'altra parte verso Bandura, anche da destra Bandura, stavolta il Ferro non è d'accordo, ci pensa però Dominik Mosler, importantissimi i polacchi a rimbalzo. Anche lui dentro la pitturata, una volta presa la posizione è difficile da marcare come Gary Blow e mette un canestro importante. Prova a girarsi Mena Perez, viene a chiedere palla a Gary Blow, stavolta il Ferro non gli è amico, allora può ripartire con un punto di vantaggio Porto Torres. Filipski all'interno della lunetta, Filipski non sceglie di tirare, 6 secondi per concludere, c'è Jimenez, va adesso al tiro Filipski, solo il secondo Ferro. Ottima difesa però di Giulianova, non aveva soluzioni. Assolutamente sì, anche se nell'ultimo momento Mena ha staccato da Filipski, che è un ottimo tiratore, ha preso un tiro e è finito sul ferro, però era una soluzione che c'era. Ci ha provato Minella qua, il rimbalzo è comunque di Giulianova con Mena Perez, va a tirare Mena Perez, ancora il 32 si fa valere, sia punteggio che sotto canestro, importantissima la presenza in campo di Mena Perez per Giulianova. Filipski già dall'altra parte, Porto Torres deve inventarsi qualcosa, qua passa con lo slalom, non può essere valido, il canestro segnato, arriva però fischio del direttore di gara. Credo secondo fallo di Ion, anche un fallo intelligente, perché ormai la situazione in attacco di Porto Torres era vantaggiosa con un 2 contro 1 dopo un pick and roll, ottimo fallo prima del tiro, quindi ci è rimessa laterale. Puggioni ancora verso Filipski, c'è sempre Puggioni che sceglie di andare al tiro, non è perfetto come lo è stato ieri, soprattutto nel primo quarto qua Puggioni. Allora è favorita la ripartenza di Giulianova. Mena Perez dentro per Gary Blow, arriva un fischio. Vediamo se di Puggioni forse. Sì, primo fallo di Puggioni credo. Primo fallo di Luca Puggioni. Primo fallo per il 14, vicepresidente giocatore di questa squadra. Porto Torres che, come già detto ieri coach, nel roster corto forse ha uno delle sue pecche peggiori, vedremo se sarà importante anche oggi. Ma è legato anche e soprattutto al fatto che c'è l'obbligo nel campionato italiano, in tutte le manifestazioni nazionali, di schierare 2 italiani in campo, quindi oltre, diciamo, ai numeri anche la mancanza di italiani da poter far ruotare. Puggioni verso Bandura, qua è sfortunato Bandura, la palla viene sputata fuori dal canestro, si rimane sul 12-11 per Giulianova. Mena Perez chiede il movimento di Ion, va fino in fondo Mena Perez, non sceglie di tirare, sotto per Cosarina, Cosarina senza si libera del blocco di Filipski, va al tiro, sfortunato però sotto canestro. Bandura servito da Mosler, c'è più di un'incomprensione fra i due. Guarda, è la seconda volta che Mosler cerca un passaggio non look e per la seconda volta sbaglia una cosa semplice. Io credo che in certe situazioni la concretezza sia la cosa più importante, bastava che guardava la posizione di Bandura, gliel'avrebbe data mezzo metro più indietro ed era un canestro facile. Invece il parziale non cambia e Giulianova è ancora avanti 12-11. Occhio a Mena Perez, ancora Mena Perez, ottimo sottomano, significa i punti 13 e 14, prova a breccare un minimo Giulianova prima della fine di questo quarto, mancano 50 secondi e Bandura con la palla fra le mani, servito Puggioni che gira dall'altra per Filipski, ancora Filipski, palla sul ferro e poi il rimbalzo è di Giulianova con Minella che mette fuori smanacciando. Allora Jimenez e Puggioni per orchestrare questi ultimi 14 secondi che mancano a disposizione di Porto Torres per finire questa azione. Filipski
è quello che serviva, coach. Assolutamente, errore di calcolo da parte del Giulianova, che ha lasciato Filipski da solo senza aggredirlo, cosa che ha fatto fino adesso, e in queste situazioni Mateus spesso non perdona. Difficile scegliere quando lasciar libero Mateusz Filipski fuori dall'arco. Intanto Gary Blow col solito tiro di polso, stavolta non va, 2 secondi per chiudere, ci prova Filipski. Poi Mosler, dopo che la sirena ha già suonato, il primo parziale finisce sul 14 pari, i prossimi 3 hanno tutto per farci vedere una partita interessantissima. Noi prendiamo 1 minuto e 50 di pausa, torniamo subito. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Torniamo in diretta dal Palamura di Porto Torres, sta per ricominciare la finale terzo-quarto posto. Il primo quarto si è concluso sul punteggio di 14 pari. Coach, è stato un bel primo quarto, punteggio non altissimo, però le squadre sono pari e ci si diverte. Assolutamente sì, poi per un canestro da 3 di Filipski alla fine, altrimenti Giulianova comunque sta giocando meglio, soprattutto nei piccoli. Il grosso lavoro lo stanno facendo Minella e Ion, che portano dentro i lunghi, e anche a livello difensivo stanno mettendo in difficoltà gli avversari. Un po' sottotono fino a questo momento sicuramente Jimenez e Pugioni, e questo è molto importante invece quando giochi una squadra con 3 lunghi. Proprio Pugioni prova ad accendersi, lo fa servendo Filipski. Le sue percentuali al tiro oggi non sono altissime, sta però mantenendo a galla Porto Torres, soprattutto con quella bomba segnata proprio prima della fine del primo quarto. Qua ci prova Beatrice Ion, palla che va fuori, non tocca nemmeno il tabellone, corto il tentativo di Ion. Allora dopo 25 secondi il parziale resta invariato, 2 attacchi già in questo secondo quarto. Qua ci prova Bandura, ancora Bandura, è quella la sua mattonella. (16-14), primi 2 punti del quarto segnati da Christoph Bandura. Mena Perez verso Cosarina ha subito fallo, coach. Ha cercato di forzare sul blocco che era stato portato da Minella, ovviamente non passava, ha agganciato Cosarina, giusto il fischio arbitrale. Fallo su Cosarina, si riprenderà con una rimessa affidata a Minella verso Mena Perez. Stesso Mena Perez, 8 secondi per concludere, ci prova Cosarina sul ferro. E allora Filipski a memoria verso Bandura si difende dagli attacchi, Christoph Bandura, 18-14, 4-0 di parziale in questo primo minuto e mezzo di secondo quarto. Porto Torres che è entrata con il piglio giusto, questa seconda metà. Filipski, buona la stoppata, coach, poi affidata una sola rimessa a Giulianova. Assolutamente sì, 12 secondi da giocare, però era giusto il passaggio sul taglio di Minella, anche se il rischio stoppata per un piccolo c'è sempre.
Pallone servito da Minella verso Mena Perez, a 9 secondi per concludere, si cerca un po' di spazio, Cosarina contro Filipski, abbonato al secondo ferro Cosarina, riparte allora l'azione di Porto Torres con Bandura, sotto canestro Bandura, non ha subito fallo, si lamenta però Cristo Bandura, non è dello stesso avviso, il signor Rambelli ha fischiato. Fatto sì che Mena buttasse dentro l'8° punto di questa partita, -2 Giulianova, 8 minuti da giocare prima della fine di questo primo tempo. Pugioni non va al tiro, sceglie Filipski, ha un po' di spazio Marek Mateusz Filipski. È un campione Filipski, coach. Si è rivolto verso il cielo perché ha detto finalmente l'ho messa, non ha fatto un'ottima prestazione ieri dal punto di vista realizzativo e Porto Torres senza i punti di Mateusz diventa una squadra molto più facile da marcare. È vero, è mancato un po' Filipski soprattutto nella seconda parte della partita di ieri. Soprattutto in fase realizzativa. Oggi prova a portare una consolazione, una medaglia in quel di Porto Torres. Pugioni ancora verso Mateusz Filipski, contro Mena Perez. Filipski sceglie di tornare da Pugioni, ci prova Pugioni, tentativo di stoppata da parte di Mena Perez, inseguito da Filipski, cerca di tenere buono questo pallone. Arriva il fischio del direttore di gara, non ci riesce. E allora primi cambi per coach Sené, dentro Falchi e Matteo Veloce, coach. Fuori Pugioni e Oscar Jimenez, si sono visti poco oggi, due che stanno abbandonando il parquet. Ma sicuramente la difesa Giulianova ha messo in difficoltà, appunto come dicevo prima, Pugioni e Jimenez, e giustamente il tecnico del Porto Torres sta cercando un'altra soluzione, vediamo se pagherà. Filipski si destreggia, non riesce a trovare la giusta continuità di realizzazione. Mateusz Filipski. Cambia anche per quanto riguarda Giulianova, è entrato il numero 8 Marchionni. Gagliano Marchionni ha preso fallo e ha fatto canestro. Il 16 è entrato anche Labetsky, Adrian Labetsky. Fuori sono usciti Gariblo sicuramente e anche Cosarina, quindi dentro con il 16 Labetsky e con il numero 8 Marchionni. Lo stesso Labetsky si prepara a concludere, Labetsky non chiude il gioco da 3 punti, ha però pareggiato Giulianova, pronta ad un nuovo assalto invece Porto Torres con l'eterno Bruno Falchi. Falchi dentro, una grande palla per Mosler, coach, illuminante il pallone di Falchi. Grosso errore di Marchionni dal punto di vista difensivo, ha lasciato Mosler tagliare sotto canestro e da lì sotto Mosler sbaglia pochissimo. Marchionni prova a farsi perdonare da Play, porta avanti questa azione, ancora Marchionni dentro per Mena Perez, centro offensivo rimasto. Marchionni, 2 secondi per concludere, deve tirare Beatrice Ion, lo fa sulla sirena, palla che resta lì, c'è infrazione, non buono. No, 24 secondi. Frazione dei 24 secondi, la palla era rimasta nonostante il tiro di Beatrice Ion fra le mani di un giocatore di Giulianova. Arrivata pronto, fischio dell'arbitro e sirena, si ripartirà dal 22-20 per Porto Torres. Falchi verso Filipski, può riprovarci Filipski, prende un po' di coraggio, non tira, fatto bene probabilmente, è andato a prendersi questo fallo, è il secondo per quanto riguarda Giulianova. Primo fallo invece per Mena Perez. Filipski verso Falchi, restituisce il pallone al 10, ancora Filipski, sceglie una matonella, respira e tira. Quando ha tempo, coach, è devastante Filipski. Non bisogna sfidarlo,
È ovvio che poi se lui inizia a mettere 2-3 canestri di fila poi si carica, trova la misura e bisogna fare una difesa diversa con più pressione sulla palla. Time out chiamato da coach Andrea Corsi, vedremo se ha intenzione di cambiare tattica offensiva e difensiva. Coach Senè invece può essere soddisfatto di quello che sta vedendo dai suoi uomini, soprattutto con l'ingresso di Falchi si è sbloccato anche Filipski. Vedremo se cambierà qualcosa con la fine di questo time out nelle scelte, magari anche nel quintetto di Giulianova. 5 minuti intanto e 38 sul tabellone rimasti da giocare per questo secondo periodo. È ancora avanti Porto Torres con 24 punti contro i 20 messi a segno da Giulianova. 2 sono i falli commessi da Porto Torres, uno quello di Mena Perez poco fa, quelli commessi da Giulianova. C'è un cambio anche nelle file di Giulianova, è entrata con il 25 Britt Dillman e anche Miceli, è entrato anche Miceli, coach. Sì, adesso stanno giocando col quintetto con la donna che permette, grazie all'abbattimento, di schierare in campo sicuramente una squadra più forte fisicamente. Bellissimo canestro di Mena Perez che va a prendersi il -2, un solo possesso di vantaggio per Porto Torres, con Filipski che prova ad orchestrare l'azione offensiva dei rossoblù. Ancora Filipski, stavolta sul ferro, palla che resta lì con Veloce che la controlla, servito ancora Filipski, si torna da Bandura, Christoph Bandura, 26-22. Palla che ritorna tra le mani di Marchionni. Mena Perez, il più potente fisicamente dei suoi. Segue l'azione anche Gertrude Dillman, atleta tedesca con la maglietta numero 25. Intanto la palla è recuperata da Porto Torres con Mosler. Mosler fino in fondo, Mosler stoppato alla grande da Dillman. Porcato una palla in maniera intelligente, in maniera veramente intelligente, la Dillman gli ha toccato la palla da sotto e Mosler non se l'aspettava e ha permesso un contropiede a Marchionni che ha portato Giulianova a -2. Giulianova ora ha la possibilità di portarsi a -1 perché Galliano Marchionni ha fatto una grande giocata, oltre a prendersi 2 punti è andato anche a raccattare fallo. La possibilità del -1 proprio per Marchionni che qua va a sbattere sul ferro. E allora Bruno Falchi verso Filipski, ha capito tutto Marek Filipski. Coach, se aumenta di percentuale è pericoloso però Filipski. Come avete visto si è appoggiato con la pedana sul difensore per allontanarlo, ha sfruttato l'inerzia e quindi ha tirato senza marcatura. Ottimo Filipski che riporta a +4 i suoi. Intanto qua c'è fallo in attacco per Giulianova. Tutto pronto per far ripartire l'azione di Porto Torres, con Pugioni che va da Filipski, attacca alto la difesa di Giulianova. Filipski comunque lasciato entrare dentro il campo, va a prendersi la mattonella Filipski, ha 11 secondi per concludere. Il pallone per Mosler, è bello ed intelligente, sbaglia quello che è un calcio di rigore. Mosler è un po' più defilato, lui di solito questi errori non li fa. Miceli allora, Miceli è caldissimo, Domenico Miceli, 2 punti anche per Domenico Miceli. Torna ad essere -2 Giulianova. Coach, partita rimane ancora punto a punto e mancano 3 minuti alla fine del primo tempo.
Assolutamente sì, sta mancando oggi, almeno fino a questo momento, Mosler da sotto le planche, ma Bandura e Filipinski da fuori hanno la mano calda e riescono a tenere Giulianova a 4 punti di distanza. Altro grande punto da parte di Bandura, se gira con i 3 polacchi Porto Torres è molto pericoloso. Rimane però la solita regola del roster cortissimo, devono sempre giocare tutti e 3, che le soluzioni a disposizione di coach non sono tantissime. Intanto Marchionni qua riporta a -2 Giulianova, continua questa gara punto a punto. Problema tecnico alla carrozzina di Bandura. C'è un problema alla carrozzina di Christoph Bandura, vedremo se sarà una ruota da gonfiare o da sostituire addirittura. È consueto, coach? Succede spesso? Sì, in questi casi è l'arbitro che chiede il minuto tecnico, però vedo che ha ripreso, quindi non è un danno irreparabile, almeno per il momento sembrerebbe. Riparte quindi l'azione di Porto Torres con Bruno Falchi che va da Bandura. Il tabellone e il ferro non sono favorevoli a Christoph Bandura. È ripartito Labezki, stesso Labezki che la gira verso Mena Perez. Coach, fischio arbitrale che arriva. Fallo di Bruno Falchi. Fallo è da parte di Bruno Falchi, il primo in questa partita per lui, è il quarto però con 2 minuti da giocare per Porto Torres. Vedremo se inciderà come statistica. 30-28 intanto. Stanno facendo la riparazione alla carrozzeria di Bandura, credo sia uscito un copertone. Adesso vediamo, sta sostituendo la ruota, quindi cambio, addirittura cambio, vedete, l'arbitro dà 1 minuto per dare l'opportunità al giocatore di fare la riparazione. Se invece la riparazione prevede più tempo è costretto a chiedere il cambio. È entrato Zicchi, Tawasiki, per sostituire Christoph Bandura. Vedremo l'attitudine sotto canestro del ragazzo nativo dello Zimbabwe. Intanto è rimessa Giulianova con 8 secondi da giocare. Filipski va altissimo a recuperare questo pallone, Miceli lo affronta dopo aver perso una brutta palla. Filipski serve Bruno Falchi, palla per Mosler, va da solo Mosler. Non è la sua giornata, questi canestri di solito non li sbaglia, oggi sicuramente sottotono, stanno mancando i suoi punti a Porto Torres. Sembrava guardarsi intorno, è mancato Bandura da quella parte, però non se l'è sentita di servire nessun altro compagno, è andato al tiro da solo, non è stato fortunato. Continua però la giornata di Dominic Mosler, che ha bisogno di una scintilla per accendersi. Veloce, fa da blocco, Filipski prova a lottare contro Mena Perez, ancora Filipski, 7 secondi per concludere, vediamo cosa si inventa Marek Filipski. A 3 secondi va addirittura a canestro. Dalla nostra postazione, coach, sembrava che la palla è mancata la forza, potesse entrare, è mancato veramente un minimo di forza. La direzione era sicuramente quella giusta, ma non scopriamo certo oggi le doti balistiche di Marek Mateusz Filipski. Marchionni dall'arco, Miceli, occhio a Miceli che non va verso canestro, 6 secondi per chiudere, ci pensa Marchionni, rimbalzo è ancora di Giulianova. grande rimbalzo di meno in attacco e canestro del pareggio. Pari raggiunto quando mancano 30 secondi, ne ha 15 per attaccare Porto Torres. Vedremo se giocherà col cronometro Filipski, non è assolutamente sua intenzione, qua è molto sfortunato, la palla rimbalza prima sul ferro, poi viene sputata dal canestro. E allora ha 17 secondi per giocare prima della fine di questo periodo Giulianova.
Pallone verso Miceli, sotto canestro per Mena Perez, si passa ancora dalle mani di Miceli, va addirittura a tirare Miceli, no, è un passaggio per Mena Perez, gioca benissimo in transizione Giulianova. Ha fatto tutto coach per non permettere a Porto Torres di ripartire. Assolutamente sì, aveva un paio di soluzioni anche prima, ma ha cercato il tiro all'ultimo secondo per non permettere un eventuale contropiede o transizione in caso di errore. E infatti, fatto il tiro, suonata la sirena. Noi ci prendiamo una piccola pausa, restate collegati per vedere il secondo tempo di questa partita. Intanto linea alla regia. Siamo in diretta qui con il presidente della Federazione Italiana della Pallacanestro per il basket in carrozzina. Presidente, mettiti alla mia altezza, dai. Presidente, le chiedo, stiamo vedendo una bella finale per il terzo e quarto posto e più tardi si affronteranno quelle che sono le due migliori squadre del campionato. Sì, veramente una partita emozionante, questa qua la stanno giocando punto a punto, parità dopo il secondo quarto, bello, ottimo per il pubblico e un grande ringraziamento a Porto Torres che ha organizzato questo evento, tutto fila liscio, speriamo che la finale sia degna come quella del terzo e quarto posto e quindi niente, in bocca al lupo a tutti quanti e grazie a voi che avete trasmesso in streaming queste partite, è stato molto utile. La finale verrà trasmessa dalla RAI, però era pure doveroso e giusto che tutto il mondo potesse rendersi conto della qualità delle nostre 4 squadre migliori del campionato. Io ringrazio il presidente della federazione per aver parlato con noi, ci prendiamo un'altra piccola pausa, ritorniamo per la cronaca del terzo quarto, linea alla regia. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale.
IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G. Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Bei Mateusz Filipski. Falki lässt Brian Bell wunderschön aussteigen mit einem Fake.
Eccoci a 46 secondi dall'inizio di questo terzo periodo, coach. Il primo 14-14, il secondo 30-30. Cosa ci racconteranno gli altri due? Ma una partita sicuramente equilibrata, poi negli ultimi minuti Porto Torres ha perso Bandura per un problema tecnico, quindi sicuramente è stato un vantaggio almeno dal punto di vista difensivo per Giulianova. Adesso vediamo con un quintetto comunque che è quello che di solito Giulianova usa come starting five, quindi con Miceli, Brown, Macek, Marchionni e Mena, se questo quintetto riuscirà a dare qualcosa in più dal punto di vista offensivo, soprattutto con soluzioni diverse. Ricordiamo che Macek forse è uno dei migliori tiratori di questa Final Four di Coppa Italia e magari per Porto Torres sarà più difficile prendere le misure dal punto di vista difensivo. Ci siamo, è suonata anche la sirena che darà il via a questo terzo periodo. Fino a questo momento, ve lo abbiamo detto, 30 pari, il punteggio sul tabellone, il quintetto cambia, quello di Giulianova, dentro Macek e Brown non avevano giocato fino a questo momento nei primi due quarti. Intanto proprio Mena Perez trova il canestro dopo il grande servizio di Marchionni. Primi 2 punti per Giulianova. C'è stato un taglio di Brown che ha permesso a Mena di arrivare vicino al canestro, un ottimo scarico e 2 buoni punti. Ma scelgono di lasciar tirare Luca Pugioni, hanno ragione loro. Pugioni non trova ancora primi 2 punti di questa partita, che fino a questo momento intanto c'è fallo antisportivo fischiato a Dominic Mosler. Tutta la vita, perché ormai era una situazione di svantaggio, non avrebbe potuto recuperare, non ha giocato il pallone, è andato con la carrozzina a finire addosso alla carrozzina dell'avversario. In questi casi ormai a livello internazionale, dai mondiali di Hamburgo, tutti i falli fatti da Chiero anche a centrocampo vengono considerati antisportivi, quindi 2 liberi, rimessa laterale per Giulianova. Giulianova che può prendere un break importante portando segno tutti possibili possessi che gli spettano da qui a quando perderà il prossimo pallone. Intanto Marchionni, affidati a lui i primi tiri liberi. Coach non è uno specialista, l'abbiamo visto anche ieri. No, lui di solito al contrario ha un ottimo tiro dalla lunetta e anche da fuori. Sicuramente adesso ha preso le misure, sicuramente il fallo subito è finito a terra malamente, quindi vedo che ancora che si tocca la schiena potrebbe essere dipeso anche da quello. Può essere stato condizionato, quindi. Galliano Marchionni che ora porta palla per Giulianova, 33-30. Il pallone, eccolo qua, perfetto Miceli. Gli incubi di Porto Torres si sono avverati, ha messo dentro il 75% delle possibilità che aveva Giulianova e allora riparte l'azione di Porto Torres da Christoph Bandura verso Filipski. Lasciano arrivare, almeno superare la propria metà campo. Ancora Filipski in slalom. Filipski, vediamo se va a prendersi la possibilità di tiro. Sceglie invece di andare da Luca Pugioni, ha un po' di spazio Pugioni, 6 secondi per Bandura, vuoto il primo pressing Bandura. Nulla di fatto, si conclude questa azione di Porto Torres. Occhio però il contropiede con Mena Perez che si appoggia al tabellone, fa 37-30. Parziale di 7-0, coach, ha iniziato benissimo Giulianova questo terzo quarto. Assolutamente sì, come dicevo prima, adesso ha più soluzioni Giulianova, quindi dal punto di vista difensivo Porto Torres ha più difficoltà. Abbiamo visto il canestro da fuori di Micela, abbiamo visto il contropiede di Mena, quindi sarà importante per loro segnare in ogni occasione. Ecco di nuovo un taglio. Ancora il taglio di Mena Perez, la palla va fuori di un nulla e poi se la tolgono praticamente da soli i giocatori di Giulianova. Filipski ha preso fallo, se ne accusa immediatamente Galliano Marchionni, il numero 8, autore di 3 punti in questo quarto. Bandura
verso Filipski che ha provato la magia, poi è arrivato anche a subire fallo. Non lo vedono proprio. Sì, no, l'azione sul tiro. Quando ha fatto il taglio. Secondo fallo di Giulianova. Provato col sottomano. Mateusz Filipski, 12 punti fino a questo momento per lui in questa partita. Occhio perché qua Pugioni perde una palla sanguinosa, insegue Mena Perez che però è completamente libero. Mena Perez appoggia al tabellone, più che un rigore. Arriva il giusto time out, coach, parziale di 9-0. Chiama time out, coach Sené. Assolutamente sì, ma errore ingenuo di Pugioni perché era a 1 metro dietro il blocco, invece di fare il passaggio immediatamente ha fatto un palleggio, si è avvicinato al difensore, a quel punto ti trovi un uomo molto più alto che ti può sporcare, anticipare il passaggio come è successo, quindi diciamo che è stata un'ingenuità senza coperture contropiede. Quello che sta mancando sicuramente a Porto Torres è un equilibrio offensivo, sono già 2 volte che su un errore di tiro o di passaggio Mena riesce ad andare facilmente a canestro in transizione. E allora tutto pronto per la fine di questo time out voluto da coach Lamine Sené. Vedremo se Porto Torres cambierà qualcosa in zona offensiva. Intanto è rientrato Jimenez, che poco si è visto, soprattutto nel primo quarto. Oscar Jimenez, quinto anno per lui a Porto Torres. Spagnolo ormai naturalizzato sardo. Pugioni verso Filipski, ancora Pugioni, il pallone stavolta è buono in transizione per Bandura, sotto canestro per Mosler, che bravo con una sola mano. 32-39, prova a ricucire un minimo quello che è lo svantaggio Porto Torres. 7:25 da giocare, il tempo non manca, coach, le soluzioni però devono essere queste e non quelle viste prima. Sicuramente recuperare Mose, che finora non è stato incisivo come in altre occasioni, è importante perché non si può vincere tirando solo da fuori. Qua ci pensa però Mena Perez dalla lunetta, fa 41-32, il nuovo massimo vantaggio per Giulianova. Pugioni, serve Filipski. Pugioni deve trovare continuità di realizzazione Pugioni, perché Giulianova sta scegliendo di non marcarlo al momento del tiro. Ha bisogno di migliorare questo fondamentale Luca Pugioni, perché la sua squadra ha bisogno dei punti. Sono i primi 2 di questa partita non segnati dal trio polacco, coach, ed è un tutto dire questo. Ma sicuramente adesso c'è una fase un po' di studio, diciamo. Le squadre stanno giocando in maniera più intelligente, fanno passare tempo per prendere le soluzioni migliori. Infatti è aumentata anche secondo me la percentuale al tiro, anche dal punto di vista realizzativo. Giulianova in 4 minuti ha fatto 11 punti, quindi la dice lunga sull'equilibrio che c'è ancora comunque. È verissimo, ne ha fatti invece solo 4 Porto Torres, che ora prova ad arrembare un attacco con Bandura. Serviva assolutamente una tripla di Bandura. Quando il tabellone non ci dà una mano, piccolo problema tecnico, si è spento il tabellone del Palamura di Porto Torres. Punteggio dovrebbe essere di 37-41 per gli ospiti, diciamo così. Aggiornato infatti, era una tripla proprio da 3 punti. Bomba lanciata da Bandura, serviva assolutamente a Porto Torres proprio per provare a ricucire. Ora bisogna recuperare palla. 7 minuti da giocare. Se ce la vedevo sulle immagini, quando si spetta il tabellone si era 6:40.
Vediamo adesso, perché con gli ufficiali di gara non si è sicuri che il tabellone forse a 6 minuti e 40 viene comunque riportato all'ordine, sperando che non succeda più, coach. Lo so, calo di tensione probabilmente. Si ricomincia con Giulianova con la palla fra le mani. Mena Perez! Una bomba che può tagliare le gambe a Porto Torres. Un grandissimo Perez. Palla intanto sotto canestro verso Mosler. Perfetta questa azione di Porto Torres, coach. Ragionata, tutto bello. Mena si è messo a scherzare dopo avergli messo un tiro da 3 e invece di cercare di recuperare in difesa si è fatto tagliare fuori. A quel punto diventa difficile se arriva palla a difendere. Due possessi fra Giulianova e Porto Torres, 44-39. Recita il tabellone aggiornato. Marchionni, palla fuori. C'è stato fallo su Puggioni. No, semplice infrazione. Giusto, infrazione, coach. Sul cambio palla l'uomo era caduto a terra, quindi l'arbitro permette di rialzarsi per riprendere il gioco. E allora con 17 secondi a disposizione di Porto Torres, occhio a Puggioni, vediamo se lo lasciano tirare, stavolta no. Si passa allora da Filipski che ha il mismatch con Macek. Fatto fallo. Attacco di Mosler. Fallo in attacco di Mosler, ha portato un blocco con la pedana e senza ruotare la carrozzina, e quindi l'arbitro ha visto un fallo da parte di Mosler in attacco. E il secondo per Dominic Mosler. Palla viaggia verso Miceli che libera Marchionni, si fa vedere Macek. Il rimbalzo è di Porto Torres, con un nulla di fatto si conclude il tiro di Andrzej Macek. 5 minuti e 10 da giocare, più 5 Giulianova. Puggioni, può tirare Puggioni, si prende anche questo tiro. È un solo possesso avanti Giulianova. 3 punti, dopo ne ha ricuciti 6 in pochi minuti Porto Torres. Ora serve la scossa con Mena che prova a darla. Stesso Mena Perez. Mosler bravo qua in transizione difensiva, tocca fuori il pallone, semplice rimessa con 14 da giocare. Marchionni verso Mena Perez che si è allontanato per prendere questo pallone. Macek. Marchionni gira ancora per Mena Perez. Mena Perez, vediamo se tira, non lo fa, finiscono i 24 secondi. C'è bisogno di ripartire dal signore Emanuele Palazzo della sezione di Roma. Dovrà essere lui a permettere a Puggioni di mettere in gioco la palla, non adesso però, perché chiama time out coach Accorsi. Si sta lamentando il coach di Porto Torres perché la palla era in possesso del Porto Torres e forse Giulianova aveva chiamato time out e non so se non hanno considerato possesso, quindi praticamente hanno fermato il gioco gli arbitri, gli hanno fischiato e Giulianova in questo momento può usufruire del time out. Quindi ho visto che si lamentava, credo che sia questo, voleva che il gioco terminasse per una conclusione con un fallo o un tiro per poi dare l'opportunità di chiamare minuti. 4:35 sono rimasti da giocare per questo terzo quarto. Il punteggio è di 41-44 in favore di Giulianova, che ha cambiato quintetto rispetto ai primi due parziali. Sta trovando continuità realizzativa sotto canestro. Porto Torres però ha ricucito, meno parzialmente, di 6 punti il vantaggio che aveva accumulato Giulianova. Bandura verso Filipski, palla per Mosler, stesso Mosler
va fino in fondo Dominic Mosler. Giulianova è passata al pressing, infatti abbiamo visto che ha portato Porto Torres a commettere un passaggio sbagliato e recuperare la palla per Giulianova. Mena Perez, servito da Macek, c'è fuori Marchionni, ancora Macek, sotto canestro Macek. 2 tiri liberi, coach, ha preso fallo. Assolutamente sì, ha cercato di recuperare una situazione difficile per la difesa del Porto Torres, Puggioni, e forse ha fatto il fallo nel momento giusto, non ha permesso il canestro a Mena per fare un'azione da 3 punti. Mette il primo, Mena Perez, sbagliato poco, quasi nulla oggi. Dentro anche il secondo, 46-41 più 5 Giulianova, 4 minuti e 7 secondi da giocare. Mosler, servito adesso da Bandura. Stesso Mosler in slalom, va tutto da solo, Mosler sotto canestro, morbida qua Giulianova, coach. Se si fa la scelta di pressare bisogna pressare, non si può lasciare spazio all'avversario, soprattutto se ha palla in mano, perché c'è il rischio che accade quello che è accaduto. Sfondamento da parte di Brown, voleva attrarre la difesa su di sé per fare uno scarico a Mena, che è riuscito, ma a quel punto non è riuscito a frenare la carrozzina e quindi è franato addosso alla difesa del Porto Torres. Fallo di sfondamento del capitano Brown, il giocatore della nazionale inglese, campione del mondo, permette però a Porto Torres di provare a ricucire definitivamente lo svantaggio con questo possesso che può essere decisivo. Bandura non va da 3, serve invece Filipski, dentro per Mosler, il rimbalzo è ancora di Porto Torres, i secondi da giocare sono solo 7. Super Bandura, -1 Porto Torres. Brown non tira, allora anzi era Macek che passa proprio da Brown. Filipski prova a dar fastidio, la palla è fuori per Marchionni, primo ferro e palla recuperata per Porto Torres, che può addirittura immaginare di andare avanti. Può essere stata sotto di 9 in una situazione che favorevole non era. Filipski dentro per Bandura, Bandura con sottomano, Bandura ha preso fallo. Fallo di Brown. Fallo di Brown da dietro, ci saranno 2 tiri liberi, quindi l'opportunità per Porto Torres di portarsi avanti. Secondo fallo del Capitan Brown. 2 tiri liberi a disposizione di Dominic Mosler, dentro il primo. Anzi, solo prospettiva perché il primo non è entrato. Sicuramente lui non è un grande tiratore. Fuori anche il secondo ed è uno spreco per Porto Torres. Addirittura da ripetere, c'è stata un'invasione. Mosler ha la possibilità di trovare quantomeno il pari, vediamo se riuscirà. Niente da fare, bisticcia un po' con la lunetta, si rimane sul 46-45 a favore di Giulianova. Le sue possibilità le ha avute qua Porto Torres però, coach. Beh, assolutamente, 3 tiri liberi sbagliati. Non arriva la punizione diretta da parte di Brown, allora si passa con una grande palla servita verso Mosler. Mosler, ottimo il movimento, palla fuori per Jimenez, c'è tempo, affida il pallone a Bandura. 8 secondi, Christoph Bandura, 5 per chiudere, si passa da Puggioni, Puggioni solo ferro. Punteggio che rimane invariato almeno negli ultimi 2 minuti pieni. Si resta sul 46-45 per Giulianova. Miceli fuori da Macek nel pitturato, Macek non lo stoppa e poi chiedeva infrazione dei 3 secondi Filipski, non è d'accordo il direttore di gara, si ripartirà con una semplice rimessa affidata però a Giulianova in zona offensiva. Anche cambi per questo terzo periodo dentro Jamie Ozkan e anche Gary Blue.
Jacek. Filipski lo stoppa ancora e allora riparte un super Mosler verso canestro. Mosler dentro il pallone di Dominic Mosler e +1 Porto Torres. La rimontata alla fine, la ripresa coach Porto Torres. Ha iniziato a giocare in maniera più tranquilla, senza forzare, grande canestro di Mena. Perfetto, Mena Perez sotto canestro, prende fallo e fa 2 punti. È quello che serviva a Giulianova dopo essere stata sotto per pochi secondi. La carica di Filipski, vuole essere sicuro di poter arrivare lui al rimbalzo. Palla è ancora bianca. Rimbalzo grande però di Filipski che non ha preso fallo. Palla a Porto Torres, l'ultimo a toccare è il numero 7 Jamie Ozkan. Ancora avanti quindi Giulianova. Un minuto e 19 secondi da giocare in questo terzo periodo. Puggioni servito da Filipski. Vediamo se va a prendersi la solita posizione per tirare Puggioni. No, sceglie Bandura. Stesso Bandura mantiene il possesso per i suoi. Palla Filipski, 5 per chiudere. Filipski si gira. Rimbalzo a favore di Porto Torres. Secondo tiro sbagliato, 55 per chiudere. 13 secondi a disposizione di Porto Torres. Filipski, Marek Mateusz Filipski. Quando la palla scotta la danno al 10, coach. 3 rimbalzi offensivi hanno permesso alla fine di trovare la migliore soluzione e quindi a quel punto è ovvio che dai 3 opportunità all'avversario per tirare, magari aumenta le percentuali di realizzazione. Gary Blow è entrato bene in campo, mette altri 2 punti in questa sua partita. 16 secondi alla chiusura, fa fallo sapientemente qua Giulianova. Per gli ultimi 15 secondi a disposizione di Porto Torres. Palla verso Puggioni a 12 secondi alla chiusura del terzo quarto. Filipski, si gira Filipski, va addirittura a tirare Filipski sul terzo ferro, 2 secondi a chiudere, ma ne manca solo uno, arriverà adesso la sirena, arriva in questo momento. 50 pari, coach, il terzo quarto che finisce in parità. Con punteggio più alto dopo il 30 pari di metà partita, in questa fase hanno sicuramente tirato meglio, 20 punti per ciascuna squadra. Adesso sarà una partita sul filo della sirena. Giulianova aveva preso il largo con calma, però Porto Torres si è riportato sotto meritatamente. Adesso sarà una bella partita fino alla fine, speriamo anche per chi ci sta seguendo. Ve lo promettiamo, sarà un quarto periodo di fuoco, noi prendiamo un minuto di pausa, restate con noi. Ritorniamo in diretta a poco meno di un minuto dall'inizio del quarto periodo. La partita ci sta facendo divertire. Giulianova sembrava essere in grado di breccare definitivamente. Tabellone dice il contrario. Porto Torres Arcigno con tanta garra è riuscito a recuperare lo svantaggio che era diventato al massimo
i 9 punti. Adesso coach, vedremo quali saranno le scelte di coach Accorsi con la panchina più lunga sicuramente di quella di Porto Torres. Ma soluzioni più ampie, anche se oggi alcuni elementi sicuramente stanno giocando sotto le aspettative, quindi anche nelle rotazioni dovrà sfruttare al meglio i giocatori che sono più, diciamo, che hanno dimostrato finora di aver capito meglio la partita. Adesso vediamo quello che accadrà. Sicuramente Porto Torres ha preso le misure sul fatto di gestire palloni. Il vantaggio che hanno dei tre lunghi gli ha permesso diversi rimbalzi offensivi e quindi diverse soluzioni per realizzare il canestro, e vediamo se la difesa più arcigna, magari più attenta da parte di Giulianova, impedirà tutti questi rimbalzi offensivi. Ne ha presi tanti di rimbalzi offensivi Porto Torres, soprattutto nel terzo periodo, soprattutto con i tre polacchi a disposizione del coach Laminsene. Puggioni, palla verso Filipski, si gira Mateusz Filipski, addirittura respira e tira. Quanta libertà per Mateusz Filipski, che non se lo fa ripetere 2 volte. È troppo bravo però per lasciargli così tanto spazio, coach. È il rischio di prendere un gioco a 2 con Mosler che va dentro e quindi potrebbe avere una situazione più facile. Oggi Mena sta facendo una grande partita, sta tenendo in piedi Giulianova. Ecco appunto lo stesso fatto da Filipski, ripete Mena Perez. Sta facendo una grande gara Mena Perez, ha segnato la maggior parte dei punti dei suoi. Tanto Bandura va con un tiro corto. Ultimi 9 minuti di questa partita, rimane la parità, vedremo se si deciderà proprio alle ultime battute. Miceli dall'altra parte verso Mena Perez, on fire Mena Perez, va addirittura a tirare da lì. Che bravo Mena Perez, 54 Giulianova, più 2. Filipski, sceglie di tirare Filipski, chiede tocco di Mena Perez, arriva un fischio del direttore di gara che però segna quella che è una semplice rimessa in fase offensiva, coach. Sì, Mena ha sfiorato la palla a Filipsi, che in effetti non è arrivato nemmeno al canestro, sembrava un po' atipica come cosa, e Filipsi ha chiesto a Mena di ammettere il tocco, ovviamente in queste situazioni difficilmente c'è, e la palla è stata assegnata a Porto Torres. Porto Torres che chiude con un tiro di Bandura, stavolta a lungo sul ferro. Mena Perez, vediamo se sceglie di andare da 3 punti, va da 2 e prende fallo di Mateusz Filipski. Si rimane sul 54-52 per i ragazzi in maglia bianca allenati da coach Andrea Corsi. Brown passa da Mena Perez, c'è Gary Blow all'interno del pitturato che fa da blocco, servito adesso Gary Blow, palla tabellone sul ferro, rimbalzo difensivo di Filipski, ripartita l'azione di Porto Torres con la palla verso Bandura tu per tu con Simon Brown, Bandura difende bene Brown, serve Filipski sotto canestro, punti e fallo per Mateusz Filipski. Una grande giocata qua del polacco, coach. Assolutamente sì, poi Brown ha cercato di evitare il contatto perché sapeva che ormai non poteva fare nulla, invece ha dato la possibilità adesso del tiro libero e fra l'altro quarto fallo di Brown a 7,46 dalla fine. Lui che è un difensore molto arcigno dovrà un attimino ridimensionarsi. Comunque Mena 31 punti all'attivo fino a questo momento. Mostruoso Mena Perez che dei 54 punti segnati da Giulianova ne ha messi 31, li sta monopolizzando. Mena Perez ancora per il numero 33, stavolta la palla va sul ferro, si rimane 54 pari. Allora Bandura supera Brown, il fallo commesso da Mena Perez e il
terzo della sua gara, vado a memoria. 7:25 da giocare, parità ancora. Qua Puggioni perde una bruttissima palla su Jamie Özcan, poi va a fare fallo. Ingenuità qua da parte di Luca Puggioni. Lui dal 2005 veste la casacca di Porto Torres. Palla bianca con Mena Perez che entra nell'arco. Mena Perez serve poi Brown, non sceglie di tirare Brown, si fa vedere Jamie Özcan, la palla è per Mena Perez, il grande aggancio di Perez in arretramento. Che punto Mena Perez, 56-54. Può succedere di tutto, coach. Assolutamente sì, e questo è un giocatore dalle 1000 risorse, perché adesso ha migliorato. Fallo, questo era un fallo sicuro, terzo fallo di Perez. Questo è un giocatore che è migliorato tantissimo al tiro da fuori, prima giocava prevalentemente sotto e devo dire che quest'anno sta facendo un ottimo campionato con Giulianova. Resta sul +2 Giulianova. Porto Torres ha 10 secondi per andare a concludere l'attacco. Oscar Jimenez da sotto canestro non trova i primi 2 punti della sua partita. E allora Brown verso Gariblo, sta arrivando Mena Perez, ha preso fallo. Il fallo commesso da Dominic Mosler, che non è assolutamente d'accordo, forse però ha toccato il braccio di Mena Perez. Nella velocità dell'azione è difficile da capire se tocca solo la palla o tocca anche un po' stanco e vediamo che fa un po' di scioglie i muscoli prima di andare al tiro. 33 punti segnati in questa partita per Mena Perez. 34, è un giocatore incredibile, migliorato tantissimo. Con lui Giulianova prova a strappare questa medaglia di bronzo. Intanto Mosler, lotta Mosler, subisce fallo, si rialza. Fallo è del 12 Gariblo, è il primo della sua partita, il terzo invece nel frazione per Giulianova. Puggioni verso Mosler, la palla è per Filipski. Fischio arbitrale, fallo in attacco, blocco di Bandura forse. Sta andando a lamentarsi con il direttore di gara, infatti è così. Riparte allora l'azione di Giulianova con Miceli, 20 secondi pieni per concludere l'azione. Ancora Miceli, palla verso Gariblo, occhio alla pericolosità di Gariblo, palla alla fine entra dentro. Va 59-54 più 5, massimo vantaggio nel terzo periodo, nel quarto periodo, scusate. Filipski ci prova da 3 punti, palla che sbatte sul ferro, serviva una giocata come questa da parte di Mateusz Filipski per provare a ritornare sotto prepotentemente. Intanto Brown, perfetto Simon Brown. 5 minuti e mezzo, 61-54 più 7 Giulianova che prova l'allungo definitivo, coach. Sicuramente oggi Mena sta facendo la partita della vita, perché oltre ad essere il miglior realizzatore ha distribuito anche alcuni palloni importanti, come l'ultimo assist a Brown. Buon canestro di Puggioni dalla lunetta adesso. Altra scelta di far tirare Puggioni, stavolta sbagliata nuovamente, perché Puggioni mette dentro i punti 55-56 di Porto Torres. Occhio a Gariblo, Gariblo, Tottopolso!
rimbalzo di Mena Perez, la palla transita di nuovo da Gariblo, stavolta verso Miceli. Mena Perez con il pallone verso Gariblo, la palla non la controlla nessuno, riparte allora l'azione di Porto Torres con Puggioni che fa da play. Vediamo se si aprono le carrozzine per far passare Puggioni, non stavolta, che sceglie di andare da Filipski. Eccolo ancora, Puggioni, spazio per tirare, non lo lasciano fare, Bandura. Palla sputata fuori dal ferro, è arrivato anche il fischio del direttore di gara, ci sarà 2 tiri liberi a disposizione di Bandura. (61-56), lo ricordiamo, fuori il primo, 4:27 da giocare. Qua Porto Torres sta sprecando le poche possibilità rimaste di agguantare questa partita. Dentro il secondo, 57-61, serve una scossa, coach, a Porto Torres. Ma sicuramente si sta tenendo in partita, perché 4 punti sono 2 azioni, bisogna che difende forte e ragiona sulle soluzioni d'attacco. Fallo di Brown, anzi fallo subito da Brown che va anche a mettere dentro 2 punti. Sono fasi pesanti per Porto Torres. Quarto fallo di Puggioni anche, coach. Sì, a questo punto della partita non è importanza. Il problema è che ha permesso un'azione da 3. Azione da 3 che va a concludersi con Giulianova che torna avanti di 6. 2 possessi pieni a disposizione dei ragazzi di Andrea Corsi. Filipski dentro per Oscar Jimenez che tarda un po'. E alla fine gli strappano il pallone, non c'è fallo su Mena Perez. Allora Gariblo verso Brown sotto da Mena Perez. Ancora Mena Perez, 36 punti. Devastante Mena Perez. Bandura. Di qua per Filipski, solo ferro. Si sta piano piano affievolendo la luce di Porto Torres. Qua Miceli, troppo solo Miceli. Sesto punto della partita di Domenico Miceli. Fallo, coach. No. Jimenez ingenuamente ha ridato palla a Bandura quando ancora non era rientrato completamente nel campo, e quindi è come se avesse buttato la palla fuori. Non d'accordissimo. Oscar Jimenez, Porto Torres è in tilt però. 2 o 3 errori madornali che sicuramente possono pesare adesso sul risultato. Più 9 con 3 minuti da giocare. Brown, più 9 che diventano più 11. Ora Giulianova prende le distanze. Filipski. Serve Bandura, 10 secondi per Bandura. Un gran bel canestro quello messo da Bandura. Fa 70-59. Più 11. Ancora per Giulianova. Gariblo, anche il rimbalzo è suo, senza fallo. Gariblo, stavolta il fallo c'è. Non ne vuole sapere di entrare il pallone di Gariblo, ci prova anche 2 volte a tempo scaduto, lo fa una terza volta, non c'è niente da fare, magari sarà fortunato sulla lunetta. Sì, no, Bena gli ha chiesto di continuare a tirare e lui ha sbagliato altri 2 tiri, quindi sono un po' di sfottò serve anche per sdrammatizzare in certi momenti. Continua il conto aperto di Gariblo con
la retina, alla fine ha ragione lui perché mette il punto 71 sul tabellone di Giulianova, 71-59, risultato anche troppo pesante forse per quanto ho visto. Qua Jimenez è troppo morbido, serve Brown, Miceli, troppo morbido qua Oscar Jimenez, coach. Stanno soffrendo un po' la sorpresa, ma poi l'impressione è quella che la squadra ormai dà per scontato il risultato, un po' l'impressione che sto avendo da parte del Porto Torres. Con 1 minuto e 57 da giocare, Bandura mette dentro altri 2 punti in questa sua partita. Il lancio sbagliato qua da parte di Miceli. Sicuramente da 3 adesso dovranno cercare qualche soluzione da 3 per rientrare. Ecco, vediamo Bandura. Ci prova Bandura, la palla che va sul primo ferro, Filipski torna a provarci Matteus Filipski, è anche sfortunato Porto Torres. Mena Perez per arrotondare ancora di più il punteggio con 1 minuto e 25 da giocare. Jamie ci ha provato Scan, infrazione. Grande palla di Mena Perez in mezzo a 2 difensori. Ghemieri va dal tiro un po' squilibrato e quindi ha tirato cadendo ed era difficile che segnasse. Pugioni, palla verso Filipski, ci deve provare Filipski, sceglie invece di andare da Bandura. Bandura lancia l'arco, lo traccia, fa un punto che fosse arrivato 5 minuti fa avrebbe cambiato qualcosa. Ora Porto Torres è a meno 10, ha tanto tempo per giocare qua. Come gli dicevo, l'impressione Brown della resa, vedi, non vanno nemmeno a cercare il fallo sistematico per cercare di fermare il tempo. Mena Perez ne approfitta per arrotondare il suo e il punteggio di Giulianova. 38 punti in una partita per Mena Perez, coach. Tanta roba. Assolutamente una partita da incorniciare per lui. Pugioni gioca sotto con Jimenez, palla persa. 25 secondi da giocare, probabile che ci si fermi anche. Vediamo cosa decide di fare Jamie. Eh sì, coach arriva. Anche se ci sarà un cambio palla, quindi non avendo tutti i secondi a disposizione ci sarà una rimessa prima di finire la partita, una rimessa di Porto Torres e no, lasciano scorrere. Lasciano scorrere. Arriva adesso l'ultima sirena, vince Giulianova col punteggio di 75-63. Partita vibrante, decisa sicuramente in questo ultimo periodo, finiti tutti in parità i primi. Io ringrazio Andrea Farris per immagini e regia nel fardo. Ne approfitto per dire grazie anche al coach Carlo Di Giusto per avermi accompagnato in questa 2 giorni di gare. Grazie a voi per essere stati con noi. Ci troveremo in settimana anche con le interviste. Intanto da Porto Torres è tutto. Per Directa Sport da Simone Satta, da noi è tutto. Una buona continuazione di giornata. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.